Ritornano a Villaura gli appuntamenti con i Venerdì della Valle, promossi dal Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, che vedranno appunto 8 eventi musicali in programma da marzo a maggio. A comunicarlo direttamente il direttore del parco, Roberto Ciarratta. La stagione concertistica 2023, continua il direttore, prenderà avvio venerdì 24 marzo con il Mauro Carpi Trio. Saranno protagonisti Mauro Carpi al violino, Gabriele Lomonti alla chitarra, Fabio Crescenti al contrabbasso, Special Guest, Antonella Parnaso. Il 31 marzo spazio al Costanza Leggiani Jazz Encoder con la voce di Costanza Leggiani, Marco Grillo alla chitarra e Gabriele Bevilacqua al basso. Il Marche Prior Trio sarà a Villaura il 14 aprile con Marche Priore al piano, Benoit Quentin al contrabbasso e Manfredi Crocivera alla batteria. Il ciclo degli eventi proseguirà il 21 aprile con la Mimmo Cafiero Open Band, che vedrà esibirsi appunto Mimmo Cafiero alla batteria, Stefano Danna al sax tenore, Giuseppe Mirabella alla chitarra, Sam Mortellano al piano e Stefano Indi al basso. Il mese di aprile, giorno 28, si definirà con Gianni Cavallaro Quintet, composto da Gianni Cavallaro alla batteria, Claudio Gianbruno al sax, Sergio Munafò alla chitarra, Giovanni Conto al pianoforte e Riccardo Lobue al contrabbasso, per continuare il 5 maggio con il concerto di Giacomo Tantillo Quintet Just for Funny, con Giacomo Tantillo che si esibirà alla tromba. Quindi il 12 maggio toccherà a Valerio Rizzo Trio, con Valerio Rizzo al pianoforte e Gabriele Bevilacqua al contrabbasso. Ultimo appuntamento è previsto per il 19 maggio con Salvatore Bonafede Play Gersville, che vedrà l'esibizione di Salvatore Bonafede al pianoforte. L'inizio dei concerti è previsto alle 19:30 con ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti. La rassegna musicale è sotto la direzione artistica del maestro Carmelo Salemi, promossa in collaborazione con l'associazione Musicania.